Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come siamo sul trasporto manager, questo gioco mi sta gasando troppo, non riesco a non portarlo, ho troppo voglia di giocare. Allora raga, qua abbiamo sviluppato un motore veramente buono, con prestazioni elevate, però non abbiamo ancora, cioè diciamo che questo motore ha la potenzialità di arrivare a 213, però ancora non abbiamo le prestazioni da un punto di vista dell'affidabilità. Allora teniamo il 173 chiaramente, che al massimo lo teniamo per il nostro Antonov. Potremmo provare, ma comunque il 171 glielo cazziamo alla Vananen. Ok, qua tutto a posto. Qua siamo regolari, anche qua regolari. Anche il cambio ok, vabbè, bisogna sviluppare il motore molto bene e l'affidabilità. Ok, perfetto, ora siamo a Tondela. Allora, raga, qua ho 3 milioni. Un iscritto mi ha consigliato di migliorare il quartiere generale, però io non so che cazzo fa, nel senso costa 8 milioni, non voglio andare troppo in rosso, sinceramente, io non capisco, cioè io spero che i potenziamenti come si dice, i potenziamenti insomma della macchina non spariscono, spero a fine stagione, se no siamo nella cacca. Vabbè, andiamo per le prove libere di Tondela. Previsione sole, velocità massima utile, cruciale, consumo carburante alto e gomme medio, quindi alto medio. Sarà una gara difficile. Ok ragazzi, dopo le prove libere, terzi e sesti, non male. L'assetto ho sbagliato in pieno nei primi giri con Antonov, recuperato nella seconda parte. Gara, tempo previsto nuvoloso, la carburante alta, abbiamo detto gomme medio. Ok, allora vediamo. Spinge al massimo, aumenta prestazioni 5%, chiaramente deve avere il top il nostro Antonov. Le gomme, i pit stop sono più veloci, prestazioni 5%, le gomme medie si useranno più lentamente, questo può essere buono. Allora, il piccolo Antonov, vedi, è scarso, è molto scarso qua. Allora, dobbiamo puntare più sull'accelerazione, ok. Purtroppo l'unico problema è quello che anche il... O lo mettiamo al limite, ok. Va bene. Scelta delle gomme morbide e medie. Allora 13 giri, 7-9 giri, chiaramente partiamo a bomba, si parte a bomba. Carburante massimo e ok. La Vananen che ha gomme medie, ma le medie non ci sono però. Allora andiamo con queste. Allora, setup, tutta perfetta. Me la godo, me la godo, me la godo. Teniamo così perché sta bene, non voglio rischiare. Morbide. Carburante a cannone e ok. Tesia pilota, cominciamo chiaramente al massimo. Ok, ricordiamo. Ok, tanti partono con le soft, quasi tutti. Ok, noi partiamo 12esimi, 18esimi con Antonov purtroppo, ma anche i miei rivali chiaramente sono dietro. Dai fioi, voglio una gran gara, voglio vincere il mondiale, ci credo. Infortunato anche quello. Vai fioi, Gran Premio di Tondela, Portugal. Oh, e si parte. Antonov ci deve spaccare i culi, Antonov, Vai Sergione. La Vanana in 13esima a noi. A noi interessa Antonov che è in lotta per il mondiale molto di più della Vananen.
Grandissimo Antonov, è questo quello che voglio, Antonov. Dovevamo rischiare un po' all'inizio consumando tanto, ma Antonov è già 12°. Dai Antonov, regalaci la prestazione della vita. Bravo Antonov, 11°. Chiaramente rischiamo anche incidenti così, questo lo sappiamo. Antonov, 11°. Sono tutti che stanno spingendo come dei drogati, fioi. Guarda che casino, Antonov qua perde una posizione alla Vananen, va... Cioè, Antonov parte sempre col freno a mano tirato all'inizio. Devo andare piano all'inizio, devo capire un po' le dinamiche. Mamma mia, la Vananen come spinge la Vananen, signori. Bravo anche Antonov. Un po' più veloci. Vai Antonino. Stiamo spingendo tanto, chiaramente. Dai Antonov, dai, che puoi arrivare tranquillamente dove vuoi. Ok, siamo in obiettivo, questo è importante. Antonov nono, Vananen settima. Ok, la Vananen è già al 32%, mentre Antonov tiene meglio le gomme per il momento. Ok. Abbassiamo un po'. Antonov è in difficoltà però, eh. La Vananen ai box. La Vananen ai box. Ok, mettiamo ancora le morbide. Le soft, vabbè. Componenti sono positivi. Bilanciata. E ok. E chiamiamo la strategia. Alto alto. La Vananen ai box. Antonov ancora resiste. Ok, Antonov deve dare tutto adesso. Antonov è quinto, la Vananen scende in 17ª posizione, la Vananen, Antonov quinto. Dai Antonov! Dai Antonov, qua si vede che le gomme si consumano tanto. Pit stop, no aspetta, no, pit stop. Vai di morbide. Carburante al massimo. Vai. Bravo Antonov, vai. Stiamo alto alto adesso. C'è qualcuno che è in risparmio, eh. Antonov 14°. Dai ragazzi, la Vananen decima. Vananen decima, Antonov 14°. Antonov un po' in difficoltà. Dai Sergione, dai Sergione. Adesso tantissimi sono ai box. Antonov settimo, quinto Antonov, bravo Anthony, bravo Antonino. La Vananen seconda, brava anche la Vananen, terza adesso la Vananen. Molto bene. Terzi e quarti, pronto, teniamo arancione, arancione per tutti e due. Terzi e quarti. Aspetta un attimo. Lasciamolo passare. Per favore. Ok. Gara. A posto. Antonov deve starmi terzo adesso. Non deve perdere tempo Antonino. Buono, buono, stiamo girando alla grande. Bravissimo Antonov. Mamma come gira Antonov. Mamma adesso come gira Antonov. Lo so che stai usurando le gomme ma non c'è problema. Qualcuno è in risparmio chiaramente. Banana in terza.
Niente, la Vananen tira meglio, non c'è niente da fare. Con la Vananen dobbiamo dare tutto. Cioè, le gomme durano un cazzo. Dai Vananen. La Vananen tra poco i box. Seguiamo un attimo la Vananen in quinta. Pit stop per la Vananen. Andiamo, quanti mancano? 16 giri. Carburante per 10. Proviamo così. Dai Vananen, dai Antonov terzo. Antonov adesso può spingere. Antonov secondo. Deve dare tutto Antonov adesso. Buona sosta per la Vananen. Adesso facciamo tenere un po' le gomme, deve preservare un po' le gomme adesso la Vananen. Questo è l'obiettivo, vediamo. Mentre Antonov deve spingere come un porco. Pit stop per Antonov, 13 giri, ce la possiamo fare. Il problema è il carburante però. Il problema è il carburante. La Vananen 11ª. Antonov terzo però. Con i problemi alle gomme bisogna capire la sosta. Aspetta un attimo, risparmio. Vai box, Antonov è veloce anche, bravo. Stiamo sul giallo anche con Antonov, però siamo settimi. Però tutti hanno le gomme andate, adesso vediamo, devo tenere con lui. Carburante basso. La Vananen 12ª. La Vananen è un po' in difficoltà, la Vananen. Antonov sesto. Mettiamo al massimo Antonov. E al massimo, è massimo che per la Vananen. Antonov in sesta posizione, molto indietro. Niente, il carburante proprio non riesco a tenerlo. Non ce la faccio, non ce la faccio. Allora attacchiamo secondo Antonov. Vananen ottava. La Vananen deve comunque fare un'altra sosta, quindi con la Vananen possiamo andare a cannone. Con la Vananen a cannone. Antonov secondo. Con un buon vantaggio che sabato, ragazzi, sabato anche se domenica sta girando veramente bene. Antonov purtroppo un'altra sosta la deve fare per forza col carburante. Mentre la Vananen consuma le gomme come una porcellona. Adesso la Vananen mi fa l'ultima sosta, chiaramente. 9 laps, 9 laps. Pit stop. Allora, 6, 8. E ne mancano 9. Stiamo sicuri. Carburante per 9 giri. Mettiamo 10 per sicurezza. Strategia veloce, rischiamola. E la postiamo arancione, arancione. Antonov sempre secondo. Antonov ancora le gomme messe bene, però purtroppo è il carburante il problema di Antonov. Vai Antonov, 8 giri alla fine e Antonov ha ancora possibilità. Ok, la Vananen deve andare ai box. Veloci ragazzi, per piacere. Very good, very good, very good.
Vanana in 13ª, ma può recuperare adesso. Antonov, 10 secondi di penalità per Arbeloa. Sabato ai box. Sabato ai box, devo veramente tirare come un disgraziato. Sabato riesce ancora primo, raga. Sabato la porta a casa, Questo è poco ma sicuro. Adesso vado ai box. Abbiancano 7G. No, devo farne un altro. Per essere più sicuro devo farne un altro. Pit stop. 6 giri alla fine. Morbide. Carburante per 6 giri. Ok. Strategia. Bilanciata, non posso rischiare. Ecco, il carburante purtroppo era impossibile. Speriamo bene. Lavananen è 10ª, Lavananen. Gomma al massimo per Lavananen. Adesso Antonov va ai box, abbiamo un vantaggio. Comunque buono, rimaniamo secondi. Vai. Abbiamo un ritardo di 27 secondi e non lo prendiamo più. Non lo prendiamo più chiaramente. Rimaniamo secondi ma non lo prendiamo più. Lavananen non, Antonov secondo, non male però. Baotang si scontra con Williams. Problemi al motore. Non è messo bene il motore della Vananen. La Vananen, seguiamo un attimo la Vananen. Nona posizione. Tutto al massimo la Vananen. Torniamo su Antonov. Vai. Stiamo recuperando. Recuperiamo un secondo al giro ma ne mancano 3 purtroppo. Bravo Sabato. Bella strategia per la scuderia di Sabato. No, che il secondo posto non lo butto via. Poi speriamo in una penalità. Che siamo antisportivi noi. La Vananen è 7ª. Dai, bandiera blu. Oh, muovite, stronzo. Lo so che si consumano, ma ormai è quasi finita, ragazzi. È quasi finita, tenete duro. La Vananen in 8ª. Vananen in 10ª, niente. La Vananen proprio non gira. Non mi è piaciuta qua la Vananen, sinceramente. Non mi è piaciuta. Adesso 8ª, dai, riscattati, porcellona mia. Ultimo giro, attenzione, problemi al motore per il 18º. Dai Antonov, mantieni il secondo posto, ti prego. Grande gara di sabato, signori, grande gara di sabato che va a vincere. Complimenti a lui. Vananen in 10ª, Antonov secondo, bravo. La Vananen in 7ª, dai Vananen all'ultimo. Vai anche 6ª la Vananen, dai Vananen, bravissima. La Vananen in 5ª. Dai, piccola Vananen, il miracolo per la costruttori. Yes, yes, yes. Secondi e quinti e vediamo un po' le penalità. Ha finito le gomme la Vananen, dai, alla fine si è ripresa. Brava Vananen. Sì, la scuderia c'è, voglio capire per il prossimo anno, ma... Cioè, quest'anno la scuderia c'è. Vince sabato. Complimenti a sabato. E adesso vediamo. Cioè, sabato ha fatto le stesse mie soste. Controllo auto. Perfetto. Vale, no, rimane tutto invariato. E qua? Punti extra per il giro veloce, ok. Adesso della classifica. Bravo Antonov.
Antonov è secondo a 4 punti da già, ragazzi. Mamma mia, e poi c'è Bautzkamp che è a meno 5, la Cavalcanti a meno 8, mondiale indescrivibile. La mitica Vananen comunque è ottava con 94 punti. Che mondiale, signori. Nella costruttori siamo sempre quarti, pur sapere i punti iniziali mi hanno veramente fregato. Vabbè. Va bene. Vuole la vittoria, la Vanane, non rompere i coglioni. Va bene così. Antonov ha fatto le cose veramente per bene, siamo pochi punti dal titolo, cioè mancano 2 gare mi sembra. Bravi, bravi, bravi. Qua saliamo sempre di più, soldini ne arrivano. 4 punti da già, 4 punti sono veramente, veramente pochi. Salvataggio, buono raga, allora andiamo a vedere il calendarius. Mancano 2 gare, Milano e il Mar Nero, si chiude il 1° dicembre nel Mar Nero. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!